Presidente, oggi il porto di Trieste si presenta a Vienna e si presenta con dati molto positivi. Sì, noi per la prima volta diamo i dati a consuntivo del 2016, il porto è cresciuto del 4% complessivamente in tonnellate, 59.200.000 tonnellate, naturalmente con questo dato si consolida ulteriormente il primo posto in Italia come porto in termini di tonnellate, raggiungiamo un secondo record che è quello di essere il primo porto in Italia dal punto di vista ferroviario merci, per cui ecco, portiamo a casa nel 2016 due record importanti. Crescono tutte le categorie merceologiche, quindi sia le rinfuse secche, sia le rinfuse liquide, il general cargo, quindi ro-ro e container. Abbiamo poi sulle rinfuse secche un più 22%, quindi numeri molto interessanti. Il ro-ro si consolida, nei container pur mantenendo numeri abbastanza simili al 2015 abbiamo una crescita importante dei container pieni più 6%. Aggiungo anche, non lo dirò oggi, che i dati del mese di dicembre e del mese di gennaio sono veramente soddisfacenti, quindi non solo il 2016 è stato un buon anno, ma l'ultima parte dell'anno e la prima parte del 2017 si stanno rivelando un periodo molto proficuo. Il 2017 sarà l'anno anche dell'anniversario della ferrovia, diciamo, mediterranea. Sì. E ha un sapore particolare questo anniversario nel momento in cui si vuole, diciamo così, rafforzare anche l'asse Vienna-Trieste. Sì, io penso che se è pur vero che dobbiamo ragionare per il futuro e quindi programmare, pianificare, organizzare tutto quello che è il futuro del porto, è anche vero che non va dimenticata la storia. Io penso che la storia, la cultura e le relazioni tra i territori siano fatte non solo di business ma anche di questi fattori. Ecco perché oggi siamo in un palazzo come questo, storico per la città, che è Palazzo Metternich, ed è importante per noi italiani perché è la nostra ambasciata, ma ecco, va riconsolidato, ristrutturato un rapporto con quella che è stato l'origine di tutto, cioè l'Austria e cioè Vienna. Trieste non ci sarebbe se non ci fosse stato questo impero. Quindi su queste cose, su questa cultura, su questa storia costruire anche il futuro del porto.